Mister, un punto all'ultimo respiro in inferiorità numerica per certi aspetti anche abbastanza insperato in un pomeriggio in cui non si è vista la migliore entella. Oh, ma non c'entra la migliore entella. Abbiamo giocato in un campo insidiosissimo dove tenere la palla a terra era difficile, loro hanno avuto la fortuna di trovare il gol subito e la partita si mette su certi binari difficili. Tra l'altro oggi l'arbitro ha lasciato molto correre, noi questo non l'abbiamo capito e abbiamo subito tantissimi falli, tanti falli senza mai un'ammonizione, però oggi era il metodo di giudizio dell'arbitro questo, dovevamo capirlo subito e accettarlo subito. E invece ci siamo un po' innervositi, abbiamo tirato fuori un primo tempo così, non di altissimo livello, nel secondo tempo abbiamo cercato di cambiare qualcosa, naturalmente per loro era la partita della vita, un po' come per noi, ma loro avevano il vantaggio del gol e comunque hanno trovato qualche spazio in ripartenza e a loro bastava solo tenere palla mentre noi dovevamo costruire su un campo così difficile, diventava complicato tenere palla a terra. Dani, un pareggio all'ultimo respiro, per certi aspetti quasi insperato, oggi avete fatto molta fatica, poi è un'annata molto particolare per te questa, un'altra grande soddisfazione. Eh sì, sapevamo che era una gara difficile, anche il campo era un po' pesante e lo sapevamo già che era una partita del genere e loro sul primo calcio che hanno fatto gol, quindi poi abbiamo cercato di metterli un po' lì, di creare le nostre occasioni, però stava un po' difficile, però poi il secondo tempo penso che abbiamo creato le nostre occasioni e poi alla fine abbiamo fatto il gol meritato e prendiamo questo punto che comunque è un punto importante.